C'è un cielo sopra l'Ogliastra che stupisce persino gli astronomi per la sua trasparenza e nitidezza. A giudizio degli esperti, il cielo visto da qui è uno dei più limpidi d'Italia. Penetrare nel cuore dell'Ogliastra è guardare il mare dalla montagna. È qui, a monte, che lo sguardo incontra i paesaggi di pietra, i percorsi di una natura impervia e in gran parte ancora intatta. Lungo la serie di pareti che delimitano ad oriente il vastissimo tavolato calcareo del Tacco di Osini si apre la Scala di San Giorgio, dichiarata nel 1994 monumento naturale della Sardegna. Si tratta di un angusto passaggio che fende due alte pareti calcaree e dolomitiche. Situato ad un'altitudine di 928 metri sul livello del mare, quest'antico passo mulattiero deve il suo nome a San Giorgio, vescovo di Suelli. La leggenda racconta che giunto presso l'alta montagna, che non era possibile oltrepassare o scalare facilmente, con gli occhi rivolti al cielo, elevò una preghiera e ordinò alla massa calcarea di squarciarsi. Il nuraghe Serbissi è per antonomasia, come scrive Giovanni Lilliu, archeologo di fama internazionale, il più bello e importante del Tacco di Osini, sia per la maestosità sia per la sua posizione dominante. Sembra di affacciarsi da un balcone a 360 gradi sul mondo. Il complesso nuragico è composto da una torre centrale e da altre 3 torri, collegate tra loro da un bastione murario. Ma la sua eccezionale particolarità è di essere stato costruito sopra una grotta. Un tunnel naturale che permette di attraversare la montagna sottostante il nuraghe. La grotta, formata da 2 grandi sale collegate da un corridoio, è stata oggetto di indagini archeologiche che hanno confermato una frequentazione e un uso in età nuragica quasi certamente come magazzino per le derrate alimentari. L'Ogliastra è una terra antica di milioni di anni, che nasconde voragini e cavità terrestri e sottomarine, forme di erosioni visibili ovunque. Lo testimoniano la ricchezza di sorgenti e le numerose grotte distribuite nel vasto territorio interno. La più nota è la grotta di Sumarmuri, scavata nel Tacco di Ulassai. Si estende per quasi 1 chilometro ed è caratterizzata da imponenti saloni e da volte che possono raggiungere altezze di 50 metri. Sumarmuri è una grotta ancora viva, dove le concrezioni continuano a formarsi. 2 laghetti sotterranei sono alimentati dal continuo stillicidio dell'acqua, così come vaschette, stalattiti, colonne e altre formazioni calcitiche. Ulassai è un piccolo centro costruito a ridosso delle rocce. È il paese delle leggende, dei racconti tramandati dai pastori, il paese che ha dato i natali a Maria Lai, 90 anni, la più grande artista isolana vivente, che al suo borgo ha dedicato molte opere.
chi inizia la strada dell'arte inizia giocando, non sa di fare una cosa seria, non sa quello che fa, perché deve essere imprevedibile quello che fa, altrimenti non diverte. Il bambino gioca sempre, anche da vecchio, cioè non invecchia, non si invecchia. Io dentro di me ho al massimo 13 anni. Io facevo un gioco col filo. Mi piaceva vedere come cadeva il filo a terra, che formava sempre un disegno diverso. E su quel disegno io mi inventavo storie. E non è un caso che i fili si facciano fiaba o le fiabe si trasformino in interventi ambientali. Da un'antica leggenda tramandata dai pastori del suo paese, Maria Lai nell'81 realizzò l'installazione temporanea Legarsi alla montagna. Un nastro azzurro di 26 chilometri venne utilizzato per unire tutte le case del paese tra loro, per poi collegarsi alla montagna che sovrasta Ulassai. Maria Lai non si limita a usare la comunità ulassese come scenografia passiva, ma coinvolge tutti gli abitanti nell'esecuzione dell'opera, per ricostruire una rete di relazioni che lega casa a casa, porta a porta e soprattutto persona a persona, superando nell'evento estetico rancori e inimicizie. Se c'è un argomento che per me è ancora un grande mistero è legarsi alla montagna, perché è nata qualcosa che è miracolo, che proprio un paese lontano dalla cultura abbia dato al mondo un'immagine diversa di come può essere l'arte. Ed è a partire da questa esperienza che oggi, a Ulassai, gli edifici della vecchia stazione ferroviaria ospitano il Museo Stazione dell'Arte, che espone una selezione delle opere donate al paese da Maria Lai. Ma Stazione dell'Arte è anche un luogo che dal chiuso delle sue stanze si apre all'esterno, organizzando eventi e seminari come scuola d'arte, dilatandosi nel paese e nel paesaggio verso i suoi abitanti. Come disse Maria Lai la prima volta che vide questo luogo, è un punto perfetto da cui spiccare il volo. Io credo intanto che ogni luogo suggerisce cose diverse, e ogni luogo educa, ogni paesaggio intorno a un paese educa in qualche modo gli abitanti. Questo è un paese pieno di frane e questa è la metafora del nostro tempo storico. In tutto il mondo l'arte parla di paura. Viviamo una condizione molto precaria e con poche speranze. Allora dobbiamo veramente riconquistare tutto, reinventandoci il mondo. A Lanusei, capitale storica dell'Ogliastra, il Museo Civico ospita un percorso monografico dedicato al pittore ogliastrino Franco Ferrai. Più di 200 opere tra stampe, dipinti e disegni.
Attivista politico, antifascista, Ferrai ha saputo unire un fine intellettualismo a una vena poetica e neorealista, derivata dagli spazi e dai ricordi della sua terra d'origine. Estraneo ad accostamenti puramente folcloristici, indagò a fondo le radici dell'essere sardo, della quotidianità, dell'arte intesa come impegno politico. A pochi chilometri dal paese, immerso in un bosco secolare di lecci, castagne e querce, a 1000 metri d'altezza, si trova il Parco archeologico di Selene. È possibile scorgere chiaramente il basamento di un nuraghe, circondato da un agglomerato di circa 200 capanne che formavano il villaggio. Ma a dominare l'area sono le 2 tombe di giganti, entrambe realizzate in granito locale. Quella più piccola, risalente al XV secolo a.C., è a stele centinata, con un corridoio per la deposizione dei defunti. La seconda tomba risale al XIV secolo a.C., è più maestosa e meglio conservata. È del tipo a filari, costruzione tipica delle tombe di giganti di fase evoluta, caratterizzate dall'assenza della stele centinata. L'area archeologica del nuraghe Sheri si integra con l'elemento naturale, posizionata com'è su un torrione granitico parzialmente circondato dal fiume Tescere. Il sito comprende un nuraghe circondato da un ampio villaggio e 2 domus deianas. Il nuraghe è di tipo complesso, con una torre principale di pianta circolare, alla quale è stato aggiunto, ad una quota inferiore, un altro corpo. L'ingresso introduce ad un andito di pianta rettangolare che porta alla camera interna a Tolos. Tutto ciò che simboleggia la stabilità, il perpetuo, la presenza dominante, la spiritualità, il nuraghe lo rappresenta.